è un luogo straordinario, devo dirle che io non lo conoscevo la prima volta che vengo, ma si rimane veramente a bocca aperta per le bellezze che troviamo quotidianamente. Io vado scoprendo quotidianamente ad Agrigento. Non solo è un luogo che noi anche utilizzeremo per i nostri eventi, grazie anche alla collaborazione con la provincia, che voi sapete è appunto socio partecipante della fondazione, ma anche diciamo per questo cartellone che arricchisce ulteriormente l'offerta culturale per Agrigento, capitale della cultura. Quindi secondo me proprio un evento è un luogo straordinario, veramente da tenere molto in considerazione. Spesso organizzate tanti eventi senza alcuna promozione e con scarsa partecipazione del pubblico, come mai? Ma non è vero che scarsa promozione, adesso implementeremo, grazie anche al supporto della Regione, l'attività comunicativa, perché questo effettivamente è un po' mancato, però devo dire che è stato recepito spesso negativamente la promozione, cioè nel senso poi di venire a criticare. Stiamo facendo noi gli sforzi massimi per ottenere quello che è giusto che venga fuori da Agrigento Capitale della Cultura, cioè la promozione culturale non solo di Agrigento, non solo della provincia e di Lampedusa, ma anche di tutta la Sicilia. Quindi l'impegno è questo, promuovere culturalmente, turisticamente e anche diciamo, per lo sviluppo di Agrigento, della provincia di Lampedusa, ma di tutta la Sicilia. La Fondazione sta portando avanti i progetti del dossier che, come voi sapete, sono stati approvati dal Ministero della Cultura e sono stati quei progetti per i quali anche Agrigento, insieme a tante altre diciamo, valutazioni, è stata scelta come capitale italiana della cultura. E noi ora siamo entrati, alcuni progetti già sono stati sviluppati, non dico il Clang Forum che è stato criticato, invece era un progetto bellissimo, è stato anche apprezzato e andato oltre Agrigento. Io ho fatto un'intervista alla televisione austriaca, il progetto di Tania Bucal che si sta sviluppando a Lampedusa. Adesso svilupperemo tanti altri progetti, un altro andrà come inizio il 27 che è il Countless City che già è stato presentato in conferenza stampa. Altri progetti si svilupperanno tra luglio e agosto fino a fine anno, quindi il cartellone è molto denso e lo stiamo sviluppando con molto impegno, devo dire, da parte di tutti noi. Sapete che la Fondazione ha oltre che un budget molto ridotto, è previsto e sviluppato con molta precisione, anche un numero di persone che lavorano veramente, lo voglio dire, dalla mattina alla sera e quindi c'è un impegno totale. Anche Countless City è un pacchetto già esistente di Farm Cultural Park da diversi anni. Che cosa avete fatto veramente voi? Scusi, Countless City è vero che è un pacchetto che si è sviluppato in tante città d'Italia e questo già dovrebbe essere un'idea, però non è solo il pacchetto, cioè solo la mostra. Countless City vuole restituire alla città la fruibilità proprio del carcere che è stato chiuso per tanti anni, perché tra i punti focali, devo dire anche di Agrigento Capitale della Cultura, era anche quello di restituire alla fruizione anche diciamo, posti che non erano più sfruttati, utilizzati e lasciare appunto un segnale anche alla città.